Buonasera e ben ritrovati a 20:10, la nostra trasmissione d'attualità. Questa sera tema della puntata: gli alpini conto alla rovescia, infatti, per la Donata del Piave che si svolgerà dal 12 al 14 maggio. In studio qua con noi Antonio Zaratta, coordinatore del Centro Studi del Piave. Buonasera. Buonasera. E Tocchetto Antonella, consigliere comunale di Treviso del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. Bene, quindi alpini. Questa mattina c'è stata proprio tutta la sistemazione di Piazza dei Signori con le bandiere, ma in realtà sono tricolore che sventola un po' in tutta la provincia già. Sì, diciamo che oggi abbiamo fatto il lavoro di imbandieramento nell'ambito di quello che è il cuore pulsante della città, approfittando della giornata di sabato. Però effettivamente già ormai da più di 20 giorni abbiamo cominciato a fare il lavoro che ha visto impegnati parecchi dei nostri alpini lungo tutte le strade della città e della provincia, perché effettivamente il numero di strade e la voglia di dare la sensazione di partecipazione erano in misura tale da ovviamente prevedere un inizio dei lavori abbastanza anticipato rispetto all'evento. Insomma, diciamo che l'organizzazione è ormai non solo partita, ma siamo quasi, insomma, a definire i dettagli ormai. Beh, certo che sì, diciamo che l'organizzazione è partita il giorno dopo che la tranquillità e la sicurezza dell'assegnazione era stata dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale a Milano. E quindi già da lì avevamo preparato, o meglio, già lì eravamo pronti in una certa maniera per quella che era stata la fase preparativa della brochure di presentazione. E quindi con quel progetto abbiamo cominciato lo sviluppo e adesso evidentemente tutte quelle che sono le fasi preparatorie alla definizione dei particolari si sono in linea di massima concluse e andiamo ad avere, oggi, o meglio ieri si è conclusa oggi il primo giorno della seconda fase e si è conclusa il periodo nell'ambito del quale era possibile fare le prenotazioni per quanto riguarda la logistica, quindi ovviamente già da oggi il gruppo di lavoro sta funzionando per la definizione di quelle che saranno le infrastrutture da inserire, i campi da allestire e quant'altro, in maniera da creare la massima tranquillità nella possibilità di usufruire da parte della massa di persone che ci verranno a trovare in quel periodo. Insomma, Treviso si sta preparando come amministrazione? Beh, allora, noi siamo anche noi prontissimo. Devo dire che la macchina degli alpini, che è sempre conosciuta come una macchina che funziona benissimo, questa volta sta mettendo un impegno al 110%, quindi veramente oltre le loro possibilità, perché tra le altre cose, insomma, ha ragione Antonio quando diceva appunto che il giorno dopo della saputa appunto che Treviso era stata scelta per l'adunata, che ricordiamo non è una adunata normale, come è stata nel 94, che anch'io, diciamo, ero un po' più giovane, me la ricordo abbastanza bene. Questa è una adunata particolare perché è l'adunata della Grande Guerra, quindi ha praticamente 4 gruppi che lavorano, che oltre ovviamente Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene, e quindi il lavoro è veramente straordinario. Noi tra l'altro, insomma, sono stimate veramente un afflusso di gente storico, però devo dire la verità che il fatto che la nostra città sia piena di queste bandiere tricolore, che ci sia già questa atmosfera di festa, è per noi una grande gioia, e anche, insomma, andare a lavorare la mattina vedendo già la città allestita ti apre il cuore. Tutta l'amministrazione, appunto, sia gli uffici che stanno lavorando in collaborazione con gli alpini, che ripeto sono veramente bravissimi, ma anche noi amministratori siamo, insomma, in pieno lavoro, perché saremo a disposizione in quella settimana là, diciamo così, pure 24 ore su 24, sicuramente il sindaco, ma anche alcuni di noi consiglieri. Io sono una tra quelli, ho dato la disponibilità veramente di 24 ore su 24 dal giovedì, perché poi già all'inizio della manifestazione tra lunedì e martedì cominceranno ad arrivare le prime persone
Ecco, do una nota di informazione che a tutti i residenti di Treviso stiamo allestendo anche dei parcheggi fuori proprio la prima cinta muraria, perché anche poi i residenti avranno un po' più di difficoltà tra il venerdì e il sabato e la domenica, dove ci sono i 3 giorni clou, a rientrare con le macchine nelle loro case. Ma penso che questo, diciamo così, non dico disagio, ma insomma impossibilità ad entrare, sia talmente tanto ripagato con la grande festa della città, che insomma so bene che i nostri cittadini sono anche contenti di questo piccolo sacrificio, perché poi da il giovedì anche l'anello del PUT verrà chiuso quasi sicuramente, insomma. Però disagi a parte, insomma, una grande festa di colori e allegria degli alpini, ma con un ospite d'eccezione, ci diceva prima. Sì, cioè sicuramente ci sarà Mattarella. Viene da ridere perché appunto stamattina dicevano che verrà Trump, ma insomma oggi è anche il 1° aprile, dobbiamo anche ricordarci questo. Ma non è invece un pesce d'aprile il fatto no, il pesce d'aprile di Mattarella non lo è sicuramente, ecco. Ci sarà sicuramente Mattarella, il Presidente del Consiglio Gentiloni e poi ovviamente anche il Ministro della Difesa, quindi insomma 3 personalità molto importanti che richiedono, ma ancora una volta sottolineo il lavoro non solo degli uffici ma degli alpini, che sono veramente attentissimi. C'è un protocollo particolare dovuto anche alle questioni del terrorismo, antiterroristiche, tutte le norme, per cui il protocollo per questi 3 persone, cioè questi 3 istituzionali sono, diciamo così, richiedono veramente una protezione particolare. Però insomma gli alpini non si spaventano, gli uffici del Comune di Treviso non si spaventano, quindi insomma siamo certissimi che sarà la grande festa della città che ci ricorderemo veramente per anni. Insomma una grande festa. E ieri insomma siete stati anche alla Stefanini, avete incontrato i ragazzi, il giorno prima i bambini, l'emozione, la vostra ma anche quella penso proprio dei bimbi. Certo, allora è abbastanza difficile e molto impegnativo al giorno d'oggi andare ad affrontare determinati argomenti con le generazioni più giovani, perché bisogna cercare di parlare, di comunicare con un linguaggio che sia a loro digeribile. È stato stupefacente l'incontro che c'è stato mercoledì con i bambini delle elementari per l'entusiasmo che hanno dimostrato. C'era continuamente qualcuno che aveva qualche aneddoto, il nonno, il bisnonno, e veramente il fatto di essere lì a parlare con loro è diventato un incidente, è diventato decisamente marginale, perché i primi attori sono stati loro ed è stata una cosa bellissima. Poi ieri mattina, grazie alla sempre disponibile presenza del direttore scolastico, il professor Chiarparin, abbiamo fatto una serie di incontri, perché i ragazzi erano in numero notevole e quindi abbiamo dovuto per forza di cose scaglionare gli incontri in 3 sessioni separate, e abbiamo incontrati le terze, le seconde e le prime nell'ordine delle scuole medie, e anche là effettivamente, pur con un ovvio approccio diverso, abbiamo fatto un lavoro di presentazione di quello che sarà quel periodo lì, cercando di puntare l'accento non tanto sul fatto, o quantomeno scherzandoci sopra, sul fatto che sono a casa alcuni giorni da scuola e sul fatto che, cosa che peraltro ha sollevato un boato di soddisfazione, ma è evidente che noi abbiamo dovuto anche cercare di spiegare quelle che sono le attività che in quel periodo erano possibili, e anche le ragioni che li abbiamo usati un po' come tramite, diciamo, per i genitori, perché effettivamente quelli che in qualche maniera possono avere un problema sono loro. Cercando di dare dimostrazione all'inizio di quella che è la ragione per cui noi col cappello facciamo le adunate sostanzialmente, e poi che cosa principalmente ha portato l'adunata a Treviso e che cosa offrirà l'adunata a Treviso. Abbiamo parlato. Le voglio fermare solo un attimo. C'è qualcosa, una domanda, un commento di uno dei bambini che le è rimasto più impresso? Allora,
un ragazzino, mi sembra di ricordare Lorenzo di nome, che alla presentazione del centenario ha detto: ma signori, il centenario è stato nel 15, no? Ed era particolare la convinzione con cui aveva espresso questa cosa, e nel momento in cui gli è stato spiegato, sì, è vero che nel 2015 è stata la commemorazione del centenario dell'entrata in guerra, ma che poi ovviamente e purtroppo la guerra si è protratta allora aveva una espressione così compresa che sembrava di parlare quasi ad un pari età. Noi purtroppo siamo diversamente giovani e quindi è proprio l'espressione degli occhi, la posa della mano sul mento che ha sicuramente lasciato il segno. Poi le domande sono state di tante nature, sul cappello, sul fatto, soprattutto le ragazzine, ma come si fa a diventare alpini? Questa insomma, bene o male, è stata molto confortante, proprio un confronto decisamente gradevole, del quale devo ringraziare prima di tutto la disponibilità anche delle maestre. Con i ragazzi delle scuole medie questo rapporto si è un po' così affievolito, ma non per demerito, per il numero, che ovviamente non avrebbe consentito una colloquialità di quel genere. Però effettivamente consideriamo che abbiamo tenuto fermo 200 ragazzi tutti insieme per un'ora a parlare di cose che non necessariamente sono di loro particolare interesse, e la soddisfazione di vedere che solo verso la fine c'era un normale e comprensibile momento di brusio è stato veramente così, anche una sensazione di gratitudine proprio per l'attenzione. Abbiamo un po' condito la cosa con qualche lettura della nostra amica Francesca Borso, e così forse magari ha anche aiutato ad aiutarlo dall'attenzione, insomma, in maniera che sia stato un po' più di soddisfazione. Senta, tutto pronto, insomma, quali saranno le novità che si dovranno aspettare comunque i cittadini? Put chiuso, insomma... Sì, allora sicuramente ci sarà dal giovedì alla domenica, ovviamente il traffico nel centro città sarà chiuso, quindi non si potrà circolare con le auto. Saranno però predisposti proprio appena fuori le mura, saranno predisposti alcuni parcheggi, poi gireranno appunto anche dei volantini in tutte le case dei cittadini, dove i residenti che non potranno entrare con la loro macchina in città, anche se hanno il posto auto, potranno parcheggiare per quei 3 giorni, soprattutto parliamo dal giovedì alla domenica, perché la domenica poi ci saranno, mi pare, mi correggerà lui, ci saranno circa 12 ore di sfilata, per cui ovviamente la domenica proprio è impossibile circolare. Poi va bene, le scuole sono ovviamente chiuse in quei giorni là, come alcuni uffici sono chiusi. Qualche giorno fa anche l'Ordine degli Avvocati ha diramato appunto un comunicato a tutti gli iscritti che anche le udienze saranno sospese. È vero, c'è un po' una sospensione di tutte le attività, però è una settimana talmente importante e anche, voglio dire, festosa e utile per la nostra città, perché guardiamo anche l'aspetto economico, di ritorno economico, perché ci saranno talmente tante persone. Dico do solo un dato, che addirittura fino a Lignano sono tutti occupati gli alberghi, per cui insomma abbiamo veramente riempito il Veneto, non tanto solo la provincia di Treviso, e quindi ci sarà anche un'importante ricaduta economica anche per le attività del centro storico di Treviso e anche delle zone limitrofe. Quindi insomma il disagio è veramente un disagio molto particolare. Volevo sottolineare a quello che diceva appunto Antonio, che il fatto che gli alpini facciano anche questi incontri sulle scuole e spieghino anche la storia, perché a volte i nostri ragazzi, soprattutto al giorno d'oggi, sono abituati a guardare tutto su Wikipedia e non riescono a vivere la storia così dal vivo. Invece loro portano delle testimonianze, per quelli ancora che sono
molto anziani e che sono comunque vivi, non certo magari del 1915, ma insomma che hanno fatto anche la seconda guerra mondiale, ed è anche un momento per i ragazzi di capire e vivere direttamente la storia e anche quanto sia terribile la guerra, ma quanto sia importante che corpi come gli alpini, che sono stati molto forti nella difesa dei nostri valori dell'Italia, siano veramente un corpo importantissimo per il nostro Stato, e soprattutto in una fase in cui appunto non c'è più l'arruolamento dei nostri giovani al militare, ma adesso è solo volontario, però insomma è una parte di storia importante che i nostri ragazzi devono conoscere. Noi ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, poi torneremo a parlare degli alpini e di questa Dunata. Antonio? Bene, siamo tornati nuovamente in studio con la nostra trasmissione 20 e 10, si parla di alpini, si parla della Dunata del Piave, lo stavamo facendo con Antonio Zanatta. Allora, insomma, accampamenti sono più o meno organizzati un po' in tutta la provincia. Io ricordo, insomma, nella Dunata di Pordenone sono arrivati addirittura una settimana prima per sistemarsi. Certo, diciamo che come abbiamo detto, la chiusura delle prenotazioni si è avuta ieri, adesso si comincerà con i lavori di dettaglio. I lavori di dettaglio che stanno ovviamente ad indicare tutto quello che riguarda la organizzazione dei campi che sono stati previsti per gli attendamenti e per l'accoglienza di camper, caravan e quant'altro, dove andranno ad essere necessariamente sistemate quelle che sono le fonti di energia, le fonti idriche e quant'altro, gli scarichi e tutto quello che necessita ovviamente per i bisogni primari. E lì ci sarà appunto, con la disamina delle prenotazioni chiusesi, la necessità di andare ad organizzare questo tipo di lavoro per le a livello sicurezze. Di numeri più o meno? Sinceramente non sono molto al corrente di queste caratteristiche, però sostanzialmente credo che la previsione sia intorno ai 20.000 posti, qualche cosa di questo genere per quanto riguarda gli attendamenti. So che il lavoro sulla base di quanto fatto nelle altre Dunate sarà organizzato per piazzole e quindi con una organizzazione già collaudata, e so, giusto perché così con la collaborazione con la sezione logistica che si occupa di questo, che addirittura già la sezione di Trento, che ospiterà la Dunata del prossimo anno, è venuta a controllare e a carpire i segreti dell'organizzazione logistica. Evidentemente un certo tipo di lavoro con le previsioni di un certo risultato sono state in qualche maniera di soddisfazione, ecco, questo è abbastanza importante. Poi ci sono chiaramente tutti quei lavori di organizzazione che dovranno risolvere le questioni di trasporto e posizionamento di tutte quelle che sono le brande o i servizi nelle situazioni tipo palestre, tipo capannoni eccetera, e quindi anche lì l'organizzazione che andrà a completarsi vedrà in queste settimane il concludersi della fase di dettaglio. Insomma, quindi questo è un evento importante, si parlava anche di un indotto economico, insomma, rilevante non solo per la Marca ma per tutto il Veneto. Allora, sicuramente soprattutto per l'afflusso di gente che verrà da tutta Italia, l'afflusso porterà veramente tantissima gente, quindi insomma un indotto economico sia dal punto di vista della ricezione alberghiera che quella ovviamente dei ristoranti, di tutti i bar che ovviamente avranno da lavorare, per cui insomma credo che saranno felici molti commercianti della città di Treviso e anche delle zone limitrofe. Ci tenevo tantissimo a dire, proprio perché l'impegno degli alpini, come dire,
dire, e come ho detto prima è del 110%, che gli alpini non sono solo bravissimi nell'organizzazione appunto di questa invasione, certo, ma gioiosa invasione, però ricordiamo loro che il patto che hanno fatto anche con il comune di Treviso è che già prima sistemeranno alcune zone della città, sistemeranno alcuni parchi della città e poi vedrete, e questo è anche un monito per noi cittadini che molto spesso, e mi ci metto anch'io a volte, sbadatamente buttiamo qualche carta per terra, vedrete che dal lunedì mattina con la chiusura alla sera della sfilata che durerà appunto 12 ore, sarà una città resa splendente come nulla fosse successo, perché l'organizzazione degli alpini è proprio capacissima veramente di sistemare, pulire, fare una festa gioiosa, ma non lasciare veramente nulla di sporco o di una carta per terra, vedrete, perché veramente anche per noi cittadini è un monito la loro capacità proprio di essere benissimo organizzati, tutti molto controllati, ma anche avere una grandissima attenzione del luogo che gli ospita e anche di restituirlo ancora più bello di come gli è stato dato. Per cui non voglio, diciamo così, essere troppo elogiativa, ma è veramente una loro caratteristica, e per questo tutte le città ogni anno fanno a gara per poter avere la donata degli alpini nella loro città. Noi, a dire la verità, proprio non ci speravamo, perché insomma l'avevamo avuta nel 94, ci sono delle città che l'hanno avuta tanti anni prima di noi, però insomma grazie anche al loro presidente Panno, che insomma è bravissimo, e anche su questa appunto adunata del Piave che ricorda appunto purtroppo il periodo bruttissimo della Grande Guerra e quindi il centenario, siamo riusciti, anzi sono riusciti ad ottenere insomma questa possibilità di farlo a Treviso, e li ringraziamo. Si parlava prima del fatto che avevate anche una canzone di questa adunata. Io ho detto che non le chiederò di cantarmela. E io di questo la ringrazio. Anche se gli alpini ci si aspetta. Sì. Però dice che lei preferisce di no. No. Allora, diciamo che prendendo il viatico da quanto ha detto il consigliere prima, e per completezza, giusto perché così noi abbiamo purtroppo, e dico purtroppo non con un senso di così malinconia, ma perché probabilmente non ci siamo ancora ben resi conto dell'importanza, facciamo delle cose e non diciamo che le facciamo. Di questo devo ringraziare veramente l'assist, perché effettivamente esiste l'abitudine che la protezione civile in primis, parlo di protezione civile ANA, e tutti quelli che poi fanno parte dell'organizzazione operativa, prima dell'adunata scelgono uno o più obiettivi e cercano di dare una sistemazione a quelle realtà che magari sono in disagio o hanno qualche necessità di sistemazione, e dopo cercano di fare in maniera che il loro passaggio sia solo un ricordo gioioso, e questa è una cosa che ci inorgoglisce. L'adunata del Piave è un grosso evento, perché è una prima nazionale di tante cose. È una prima nazionale intanto perché è un numero che fa paura, no? Il 90. Sì. E poi perché è la prima volta nell'ambito della storia delle adunate che ci sono 4 sezioni che lavorano assieme. E poi perché è la prima volta che c'è un centro studi allargato che lavora con la sua sezione cori e fanfare in maniera organica ed organizzata. Addirittura c'è un maestro d'arte che è stato chiamato a dirigere questa tipologia di settore, e che ha fatto in maniera che tutto il lavoro che è stato fatto dai rappresentanti dei cori e delle fanfare nell'ambito delle 4 sezioni riesca effettivamente ad avere questo apice. So che è stata già
decisa la canzone vincitrice. So che sono arrivati oltre 60 lavori per partecipare a questo bando di concorso, e so che ci sono dei rappresentanti dei cori, non so dirle di quanti, ma di un certo numero di cori nell'ambito nazionale, che scelti stanno creando un super coro che canterà questa canzone per fare il punto clou di questo tipo di iniziativa. Ma ci sono tante altre realtà che in effetti possono rappresentare una cosa un po' particolare. Vorrei dire che al di là della dunata, com'è che l'hanno chiamata, quella di Pordenone, che c'era il primo anno in cui c'era la separazione dei rifiuti, no? Ecco, c'è un ulteriore passo per la ricerca di quella che è la situazione migliore. A Treviso credo sia, ma mi aiuterà, una delle situazioni migliori per la differenziazione, quindi vorremmo che questa particolarità cittadina si allargasse anche ai nostri ospiti, e sicuramente verrà un altro risultato positivo anche da quello. E poi che dire, ci sono delle situazioni particolari che prevedono addirittura, nell'ambito, e torno al discorso dei cori, addirittura la creazione come prima di una specie di scheda nella quale figureranno tutte le prestazioni e dove le varie performance saranno gestite da degli addetti ai lavori che costruiranno la base per le prossime azioni nell'ambito delle manifestazioni alpine. Quindi c'è un'organizzazione che è stata necessariamente amplificata nei suoi compiti, proprio anche per tutte queste novità che abbiamo inteso inserire nel novero di quella che già di per sé è, come ben comprensibile, una manifestazione che impegna. E lo abbiamo potuto fare proprio perché effettivamente a partecipare ai lavori eravamo un po' di più, perché le 4 sezioni consorelle ci hanno dato una mano, ci stanno dando una mano e continueremo a dare una mano. Oggi pomeriggio c'è stata anche la presentazione del libro alla Loggia dei Cavalieri, per esempio, di Guerra e Pane, che è stata promossa dall'Associazione Panificatori, ma sostanzialmente guidata e seguita da un nostro, come dire, commilitone, si può dire così, del centro studi di Valdobbiadene, perché è interessato particolarmente. Quindi questo è già un altro esempio di quella che è la situazione che noi abbiamo cercato di mettere in campo. Poi la famosa frase "i posteri, l'ardua è sempre valida". Insomma, l'apice, diciamo, di questa donata sarà ovviamente la sfilata delle penne nere, quindi un momento veramente bellissimo. Io l'ho vissuto in Piadunato, l'ho vissuta a Pordenone, purtroppo il tempo lì aveva un po' rovinato, ma anche se poi comunque è stata bella lo stesso, però è ricca di iniziative, cioè in tutti questi giorni ci sono tantissime iniziative a Treviso. Allora sì, ricordo anch'io quella di Pordenone perché ho sfilato per il comune di Treviso al posto del sindaco Manildo e mi sono fatta la sfilata sotto la pioggia. Ma il giorno dopo ho resistito comunque, anche se aveva un po' di raffreddore. Sì, allora la giornata più importante appunto è quella della domenica, con la sfilata lungo via Burchiellati, per capirci, dove ci sarà poi il palco delle autorità. Però dal venerdì al sabato, soprattutto nella giornata del sabato, ci sono veramente tantissime manifestazioni, dai libri, dai canti, il ricordarsi della storia appunto degli alpini, di quanto hanno fatto durante il periodo della guerra, di come hanno aiutato le famiglie, e quindi ci saranno tutti, in ogni angolo della città, in ogni luogo della città ci sarà la possibilità non solo di parlare con loro, ma anche di avere appunto dei piccoli dibattiti, delle presentazioni dei libri, di
di racconti dal vero, insomma, della storia degli alpini, che veramente può essere arricchentissimo per tutti i cittadini, ma soprattutto anche per i ragazzi che magari sono molto lontani da questi mondi e che possono veramente vivere la storia dal vivo, e credo che questo sia appunto un'occasione veramente importante. Dico anche che dal punto di vista proprio economico, anche per esempio Contarina in questi giorni qua ha mandato un comunicato che sta assumendo per quei 2 o 3 giorni dei giovani ragazzi, ovviamente non con tantissimi, con uno stipendio diciamo, però con un piccolo contributo per aiutare anche allo smaltimento rifiuti, quindi può essere anche un'occasione per quei ragazzi, studenti universitari, di prendersi quelle 200-300 euro in quei 3 giorni e collaborare con gli alpini, così anche imparano come si tiene bene una città. Però dico a tutti i cittadini che la vogliono vivere proprio nel pieno della loro manifestazione, soprattutto tra venerdì pomeriggio e la giornata del sabato, prima appunto della grande sfilata, la città sarà veramente ricchissima di eventi, che non saranno solo eventi di divertimento, ma saranno anche eventi proprio istruttivi, educativi dal punto di vista della storia, dal punto di vista proprio di che cosa vuol dire appartenere ad un corpo, perché ad esempio quello che mi piace sottolineare degli alpini, insomma, io li ho conosciuti già dal 2008, insomma, quando ho iniziato a fare il consigliere comunale, c'è sempre stata una buona collaborazione, cioè loro sono veramente bravissimi anche proprio nel trasmettere dei valori, e non ce ne sono più tanti di adulti che trasmettono valori. Noi siamo purtroppo in conclusione, io vorrei proprio 2 parole, se uno dovesse definire gli alpini, chi sono gli alpini? In 2 parole. 2 parole è un po' preoccupante, diciamo che gli alpini sono quelle persone che grazie a il loro DNA dalla nascita 1872 portano all'interno di quelle che sono tutte le loro manifestazioni la dimostrazione pratica di come si possa, pur brontolando e pur qualche volta anche smoccolando in maniera feroce, avere sempre e comunque rispetto delle regole, perché bisogna sempre ricordare che prima ci sono i doveri e poi i diritti. Grazie. Un'ultima cosa, la vedremo sfilare? Sì, certamente, ho anche dato la disponibilità per tutti i 3 giorni 24 ore e comunque posso dire gli alpini sono il vero grande senso della comunità. E con questo io veramente vi ringrazio i miei ospiti, quindi vi diamo appuntamento dal 12 al 14 maggio per questa adunata del Piave, tutti presenti perché sarà veramente una grande festa. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.